luoghi in cui si può ancora camminare lungo sentieri selvaggi, nel perfetto silenzio di una natura amica. Bagnarsi nell'acqua cristallina di un fiume smeraldino, ammirare i monumenti di roccia creati da una mano invisibile. Luoghi in cui gustare sapori genuini, il retaggio di un orgoglioso passato, e scoprire un senso autentico dell'ospitalità. Tutto questo e molto di più è Usassai, il paese montano ai confini della provincia dell'Ogliastra, situato lungo il percorso della statale 198 e raggiunto anche dalla linea del trenino verde. Un luogo ideale per lunghe escursioni e per una vacanza in totale relax. I metri sul livello del mare sono 670, pochi di più gli abitanti. Nonostante sia il secondo più piccolo paese d'Ogliastra, Usassai è attivissimo sul piano della promozione turistica e culturale. Grazie al gruppo Folk San Salvatore, al gruppo Scout Ageshi, l'unico presente in Ogliastra, e ad uno blocco capace di realizzare manifestazioni di altissimo livello, come la festa della zucca e del plenilunio a settembre, la festa della mela a ottobre e ovviamente Sagoia Antiga, manifestazione che si tiene ad agosto da 13 anni a questa parte e che da 5 anni si è trasformata da semplice evento folcloristico in una vera e propria festa nuziale. Negli ultimi anni il paese ha trovato una nuova via di sviluppo nel turismo ambientale, legato al trekking e agli sport all'aria aperta. Il territorio che circonda Usassai è infatti uno dei più belli e incontaminati dell'intera Sardegna. 47 km² di rocce calcaree e boschi, come quelli di Tacchigedo e Tacumannu, in cui una fitta fauna trova il suo habitat ideale grazie anche alle numerose sorgenti che sgorgano ai piedi delle rupi. Tutto il territorio di Usassai è caratterizzato dai tacchi calcarei, in parte ricoperti da lecci, corbezzoli e ginepri. Il più monumentale di questi è senza dubbio Sugastè dei Ioni, una cresta la cui conformazione ricorda un antico maniero. Ricca di fascino è anche la località detta Suduvunieddu, dove il torrente che affluisce al rio San Gerolamo ha creato un ponte naturale attraverso l'erosione della roccia calcarea. Ad arricchire questi splendidi luoghi ci sono vestigia prenuragiche, come le Domus de Janas, e una decina di nuraghi. Di grande pregio artistico, oltre che storico, è la chiesa campestre di San Salvatore, nota anche come chiesa di San Girolamo, di stile romanico bizantino che si fa risalire al XII secolo. La chiesa è costruita in scisto e travertino, la pietra locale, ed è circondata da iscumbessias, le caratteristiche casette in pietra disposte a semicerchio dove trovavano riparo i pellegrini nei giorni di festa. Un po' più a valle c'è Niala, qui passa la ferrovia a scartamento ridotto, costruita alla fine dell'Ottocento, che proprio in territorio di Usassai ha una delle sue bellezze architettoniche, il ponte sul rio San Girolamo, noto come Subonti Erzioni. Qui vicino sono state attrezzate per l'arrampicata alcune pareti di roccia calcarea. Di recente il comune ha fatto ripulire i fiumi che scorrono sotto il centro abitato e dove si trovano alcune piscine naturali in cui è possibile bagnarsi e tuffarsi. A Niala si trova anche un accogliente punto di ristoro dove si possono gustare alcuni piatti tipici della cucina ussassese, culurgionis con la menta, coco e sprenas, salumi e il porchetto arrosto. Chi volesse soggiornare a Usassai può approfittare dei numerosi bed and breakfast presenti nel paese. L'evento più importante dell'anno è sicuramente Sagoia Antiga, arrivata alla 13ª edizione da quando la Proloco ha deciso di ripristinare l'antica usanza a scopo turistico e promozionale. Nel 2004 Usassai ha salutato la prima edizione del Sagoia Antiga con veri sposi. Quei due pionieri si chiamavano Antonella Porco ed Annis Calas. Venivano da Selargius, cittadina in cui si celebra il famoso matrimonio selargino. Questo ha dato lustro a Sagoia che da quel momento è tornata ad essere quello che era un tempo, una vera festa nuziale, pur rimanendo nel contempo un grande spettacolo. Nel 2005 toccò a Silvana Pirastu e Giorgio De Rocca. Sarda lei, lombardo lui, erano presenti a Sagoia del 2004 e ne rimasero talmente affascinati da scegliere di sposarsi anche loro secondo l'antica usanza. Nel 2006 furono due giovani lanuseini, Silvia Cuca e Luca Reso, a dirsi di sì nella chiesa di San Giovanni Battista. L'edizione 2007 ha visto per la prima volta una ragazza d'origine ussassese, Manuela Serrau, sull'altare insieme a un giovane siciliano, Maurizio Marturano. Quest'anno Sagoia ha stabilito un nuovo record. Insieme al matrimonio si è celebrato anche un vero battesimo. Gli sposi, Aurora Simeone e Alessandro Melis, un mese e mezzo prima delle nozze, sono diventati infatti genitori di Jacopo. Anche per questo, Sagoia 2008 ha stabilito un altro record, con ben 230 invitati degli sposi, che si sono aggiunti ai turisti che, come ogni anno, raggiungono Usassai per seguire l'evento.
La Proloco, presieduta dalla vulcanica Maria Serrao, ha modificato il programma della manifestazione, rendendolo più snello e più vicino alla tradizione. È stata ripristinata l'usanza di brindare con pane e miele all'uscita dalla chiesa e si è proceduto alla vestizione degli sposi all'interno della bellissima casa museo. Sagoia Antica richiede una lunghissima preparazione e l'impegno di tutta la popolazione. Le donne sono protagoniste, realizzano il pane rituale, i dolci, sistemano il corredo sui croves e palines, ma anche gli uomini fanno la loro parte. Una partecipazione collettiva senza la quale Sagoia non sarebbe possibile. Le bomboniere sono realizzate con il pregiato pane di Ussassai, molto richiesto per abbellire tavoli di nozze in molte zone della Sardegna e perfino nella penisola. Qualche tempo fa, PT Immagine ha esposto il pane di Ussassai durante una mostra alla stazione Leopoldo di Firenze. La festa vera e propria entra nel vivo nel primo pomeriggio, con la vestizione degli sposi. Sul volto di Alessandro tanta emozione, ma anche una grande serenità. Alessandro Melis, 34 anni, lo sposo del 2008 del Sagoia Antica. Cosa vi ha convinto a convolare a nozze proprio qui a Ussassai con questo rito così antico? Ma guardi, le dico la verità, noi abbiamo visto uno speciale su Videolino per l'appunto, siamo rimasti innamorati, abbiamo chiamato convinti di arrivare in ritardo. In realtà la signora Maria Serrao della Proloco ci aveva detto che si erano già presentate molte coppie, però non era ancora arrivato nessuno. Noi abbiamo telefonato, il giorno dopo eravamo qua, le abbiamo fatto la testa così e l'abbiamo convinta. Ed eccoci qua, dai PNM. Come ti trovi nei panni di un antico sardo che sta per impalmare una bella fanciulla? Ma è una meraviglia, cioè a me piace molto il vestito, piace tutta la situazione, è un modo secondo me splendido di sposarsi e di fare festa, mi sembra l'ideale. A proposito di vestito, qui abbiamo un esperto, il dottor Giorgio Cabras, che fa parte della Proloco, del gruppo folcloristico, che ci illustra un po' i particolari di questo abito così ricco, così anche virile, come diceva Lorenz. Allora, dottor Cabras. Scusate, il vestito ovviamente è un vestito di gala e non potrebbe essere diversamente, vista l'occasione. È velluto perché è tessuto pregiato e quindi, come dire, da sfoggiare per le grandi occasioni. La particolarità di questo costume è che nelle sue fattezze rassomiglia un pochettino, perlomeno a quello dell'area geografica tra la Barbagia di Sula e l'Ogliastra, è dato da diversi, come dire, particolari che lo differenziano dagli altri. Intanto è un monocolore, cioè è nero. Non ha, i carré non sono colorati di rosso come per esempio capita in alcuni paesi del circondario, è completamente nero e questo gli conferisce già una certa eleganza. Unito con il bianco, col candore della camicia e della saraga bianca, come la chiamavano gli antichi, come dire, da questo contrasto sorge un'eleganza veramente naturale, veramente, come dire, molto molto bella. Un'altra caratteristica, particolarità è questo che gli antichi chiamavano sugosso scioloppau, cioè il corsetto aperto sulla superficie, diciamo così, volare del braccio e dell'avambraccio, che lascia vedere appunto il candore della camicia. Rassomiglia chiaramente a questo al corpetto italiano del Cinquecento. Un particolare è questo, cioè la bottoniera d'argento che chiude il corpetto a doppio petto e sono chiaramente queste delle riproduzioni di monete d'argento di Vittorio Emanuele II, quindi abbastanza antiche. Perché questo? Perché noi quando 25 anni fa abbiamo fondato il gruppo Folk, abbiamo fatto una ricerca piuttosto lunga in paese, almeno un anno e mezzo o due, e i costumi come dire, maschili che abbiamo avuto modo di vedere avevano soprattutto questa caratteristica, in particolare questa bottoniera che era fatta appunto con monete d'epoca d'argento. Aurora Simeone, che emozione si prova a sposarsi con un rito così ricco, così tradizionale, che ci riporta al passato? Molto forte, penso molto più forte del matrimonio normale, non lo so perché il matrimonio normale non lo sto facendo, quindi è molto bello vedere tutto il paese che partecipa, anche se non è il mio mi sento comunque molto ben accolta. E poi mi fa, aumenta l'emozione vedere
i miei parenti, mia madre, tutti vestiti in costume, insomma, è molto bello. Non lo so, penso che mi commuoverò ancora di più quando inizierà la processione, perché sai, adesso c'è la fretta, l'ansia di vestirsi, di prepararsi, poi quando tutto inizierà ancora più a fondo sarà molto forte. Matrimonio faticoso, oltre che bellissimo, perché c'è tutta questa preparazione ovviamente e anche la grande emozione, come hai detto tu, ma per te è ancora più faticoso perché 2 mesi fa hai dato alla luce un bambino, Jacopo, che oggi sarà battezzato insieme a voi che vi sposerete. Sì, è ancora più faticoso per lui, povero, perché c'è molto caldo. Infatti la sua vestizione viene ritardata un pochino. Sì, è 1 mese e mezzo, però è molto, ancora più emozionante averlo con noi, quindi è bellissimo. Chiediamo al dottor Giorgio Cabras di illustrarci come ha fatto per il vestito dello sposo, anche il vestito della sposa, che è stupendo. Sì. Dunque il vestito della sposa è caratterizzato anche in questo caso dal colore, cioè un colore violaceo molto scuro con motivi ornamentali di tipo floreale che possono essere essi stessi viola più chiari o più scuri, oppure neri anche, o altrimenti come nel caso del grembiule per esempio, neri su sfondo viola oppure viola su sfondo nero, eccetera. Le tonalità del costume principalmente sono queste. Anche questo è un costume di gala, ovviamente, un costume molto elegante, magari non è particolarmente appariscente, è sobrio, però è proprio di un'eleganza sobria che lo rende anche solenne, austero, un po' anche come per il costume maschile, a dire la verità. Un altro martedì in compagnia di Sardegna Canta, vi aspettiamo come sempre alle 21 su Videolina, questa settimana da Sindia. Sardegna Canta, un programma in collaborazione con Nebida Bricolage, Cavassa Linea Lavoro, Professione Prestiti, Gallerie Ocean. Asdomara Filippi, il più ricercato. C'è un nuovo portale con davvero qualcosa in più. www.unionesarda.it. Immediato, multimediale, completo. Le vie del Mediterraneo, dall'8 al 12 ottobre. 8 ottobre, a Sogono, inaugurazione e benedizione delle vie del Mediterraneo. 9 ottobre, Teatro Eliseo di Nuoro, seminario internazionale da Santiago di Compostela a San Mauro di Sorgono. Nasce l'Università dei Mestieri del Mediterraneo. Dal 10 al 12 ottobre a Siniscola, prima fiera internazionale delle vie del Mediterraneo. 11 ottobre, Notte Bianca. E 12 ottobre, primo premio Voci e Tante nel Mediterraneo. Sagra delle leguminose, alla Splassas il 20 settembre dalle ore 16. Manifestazioni culturali, folcloristiche e degustazioni di prodotti tipici. Vi aspettiamo! Stop the rock, can't stop the rock, can't stop the rock. Stop the rock, can't stop the rock, can't stop. Non posso riposare. Che già puoi riposare. Vedi come finisce quando uno esagera col vino? Che già non è solo vino, c'è anche birra. Incredibile, un uomo intelligente, poteva diventare un grande scienziato, uno scrittore. Poteva vincere i premi letterari, il campiello, lo strega. Se quello che vince lo strega se lo beve. Con l'alcol non bisogna esagerare. È da tonti. Una vita sprecata. Corre, sacra pola. Peccato, perché è anche un bell'uomo. Equimediterranea, dal 19 al 21 settembre alla Fiera Internazionale della Sardegna di Cagliari, la Fiera delle Emozioni.
L'Istituto Etnografico della Sardegna vi invita al Sardinia International Ethnographic Film Festival dal 15 al 21 settembre nell'auditorium del Museo Etnografico. Una settimana di proiezioni e incontri con le culture del mondo. Tutto lo sport sardo, tutte le domeniche sul Sport Club. Quanto mi dai, Stefano, per tutta questa cosa? Le caratteristiche di questo costume, in sintesi ovviamente, sono legate partendo dalla gonna, che è lunga e fino praticamente alla caviglia, è plissettata con una plissettatura solitamente abbastanza stretta, bordata con delle passamanerie anch'esse molto eleganti, che possono essere o dello stesso colore della gonna oppure che richiamano le fantasie, diciamo così, di tipo tirolese, tanto per capirci. Sotto la gonna si indossa solitamente una sottogonna bianca e sopra la gonna il grembiule sudavventali. Poi abbiamo sagamisa, che anche in questo caso può essere, come dire, a girocollo con la chiusura dietro, oppure può portare dei bottoncini davanti, può essere ricamata così con dei pizzi oppure a filet, insomma secondo la fantasia e i gusti ovviamente anche di chi la doveva indossare. I polsini sono finamente ricamati, come si vede, spungitus, e sopra la camicia si mette sugossu. Sugossu, che è un corsetto molto stretto, anch'esso in tessuto di setta o di broccato. Sopra si indossa appunto su gipponi, che è una giacca molto attillata, ben sagomata, molto elegante, chiusa anch'essa da una ganceria d'argento che si chiama appunto giunchiglio. Sopra ovviamente, in base alla, come dire, all'accenso, alla possibilità e anche al gusto delle persone, si usava e si usa tuttora adornare con dei monili d'oro, chiaramente in filigrana sarda. Ancora, il copricapo, ce ne sono di diversissime fogge, da quello classico rosso-blu allo scialle di seta, oppure allo scialle ricamato e quant'altro. In questo caso, è un po' anche una scelta nostra, le spose in passato non è che indossassero la mantiglia, intendiamoci, però ci sembra bello che attualmente in questa rievocazione usino la mantiglia, perché è sicuramente il copricapo più elegante che abbiamo. È un imbroccato d'oro, in tessuto a lami oro, come si chiamava un tempo, ed è veramente di una eleganza incredibile. Rende la sposa ancora più bella in questo caso, valorizzandone, che so, la carnagione, il colore degli occhi e quant'altro. Ad arricchire i vestiti degli sposi, le creazioni dell'orafo sassese Giancarlo Moi, che ha realizzato splendidi gioielli in argento e ossidiana. Nella casa museo incontriamo anche i genitori di Aurora e Alessandro. Cominciamo, come è giusto che sia, con la signora, emozionata per questa giornata così intensa. Abbastanza, anche perché ci sono sempre degli imprevisti e quindi chiaramente non siamo preparati noi. Meno male che la Proloco ha fatto un buon lavoro, per cui... È contenta che Alessandro abbia scelto Sagoia Antica per sposarsi? Eh sì, perché comunque certe tradizioni è bello mantenerle. C'è una cosa che devo chiedere, ma non la chiedo alla mamma che lo difenderà, lo chiedo al papà. Che tipo è che tipo è Alessandro? Lapsus, che tipo è Alessandro? È un bravo ragazzo Alessandro, è così un po' come tutti i ragazzi, un po'
con la testa, non testa matta, con la testa in aria un po', con la testa in aria, comunque non possiamo lamentarci, è un bravo ragazzo, siamo abbastanza contenti. Nicola Simeone, il papà di Aurora, stessi occhi della figlia, che cosa si prova a venire in Sardegna per vedere la propria figlia che si sposa con un rito così antico, così particolare? Ma noi in Sardegna siamo venuti 33 anni fa e come tutti quelli che arrivano in Sardegna, sempre di più devo dire, c'è chi prende la Sardegna per terra di vacanze e chi invece la prende come terra per viverci. Noi siamo di quel secondo gruppo, per cui non solo il giorno del matrimonio di una figlia è il più bel giorno per un padre, ma poi con Sagoia Antica o Sassai ancora più bello. La mamma della sposa, un'emozione particolare è questa di vivere il matrimonio sassese, un'emozione doppia perché ci sarà anche il battesimo del nipotino Jacopo. Certo, il nipotino che è stata la cosa più bella che è arrivata e anche la cosa più bella che ha fatto mia figlia. Sicuramente gli ha fatto una creatura meravigliosa. Cosa avete pensato lei e suo marito quando Aurora e Alessandro vi hanno annunciato che avevano deciso di sposarsi qui a Osassai con l'antico rito? A me ha fatto piacere, ne avevo sentito parlare di questo matrimonio fatto con questo rito e mi ha fatto piacere perché insomma io ci tengo anche alle tradizioni sarde, essendo sarda tutta la mia famiglia sarda mi fa parecchio piacere e poi da mia figlia insomma un matrimonio normale non me l'aspettavo, ecco lei ha inventato il moto perpetuo quindi. Terminata la vestizione degli sposi, dei genitori e degli invitati è tutto pronto per l'inizio del corteo. Come vuole la consuetudine, il corteo parte a metà pomeriggio. In testa c'è Sovandelargiu che regge la canna addobbata con il pane della festa. Segue la lunga teoria di donne che reggono i canestri riempiti con il corredo della sposa, biancheria, vestiti, lenzuola, tappeti, utensili da cucina. Tutto veniva esibito in quanto il corredo nuziale era motivo di orgoglio e di vanto per la famiglia della fidanzata. Oggi, nella finzione, sono le donne del paese a incaricarsi di questa incombenza. L'accompagnamento musicale è dato dalla fisarmonica di Stefano Ghiani, dalle launeddas di Paolo Mallus e dall'organetto di Lamberto Lai. Davanti al carro a buoi addobbato a festa, che trasporta le suppellettili più pesanti, il materasso e la cassapanca intarsiata, sfila il gruppo folk di Dolianova. Passando nelle strette vie del centro storico si possono apprezzare le casette costruite con scisto e calcare, caratteristiche di tutta l'area dei tacchi d'Ogliastra. Al termine del lungo percorso, il corteo raggiunge la casa dei futuri sposi, che nella realtà è un vecchio edificio che diventerà presto un piccolo museo, la Casa del Pane, grazie ad una sovvenzione della provincia dell'Ogliastra. Qui il corredo viene deposto, non prima però che sia pronunciata la formula di rito. De un dienesi, chiedono i parenti dello sposo, de sumari vrenu, risponde la madrina della sposa. La formula viene ripetuta 3 volte, poi finalmente arriva l'augurio e in quincentresi. Dopo l'augurio di prosperità, il corredo può essere portato in casa. Una volta che è stato deposto, le donne del corteo chiedono «Osi bastada?» La risposta è sempre no, su mello su mancada, dove il meglio è ovviamente la sposa. A questo punto, Alessandro, preceduto dai parenti più stretti, si incammina verso la casa della fidanzata. Una volta arrivato, attende l'uscita della sposa. Aurora si inginocchia e riceve la benedizione di mamma Giannina. Gli sposi possono finalmente avviarsi verso la chiesa di San Giovanni Battista, dove Don Gino Melis, zio di Alessandro, li aspetta per officiare la cerimonia nuziale e del battesimo. La parte folcloristica lascia spazio alla solennità del rito religioso. Ad accompagnare i vari passaggi della liturgia, le bellissime voci del coro su concorde e su rosario di Santo Lussurgio. Sui volti di Aurora e Alessandro molti sorrisi, mentre la commozione, se c'è, non traspare dai loro visi sereni. Arriva il momento dello scambio degli anelli. Don Gino Melis sancisce la loro unione e invita tutti ad applaudire i novelli sposi. Dopo il rito nuziale è la volta del piccolo Jacopo a diventare protagonista della festa. Don Melis lo chiama all'altare insieme ai padrini. Dopo il battesimo un altro grande applauso riempie la chiesa. Fuori dalla parrocchiale li attende una grande folla. Prima del rinfresco, però, c'è ancora un impegno da mantenere.
Gli sposi, come prevede l'antica usanza, tornano dai genitori dello sposo e chiedono perdono per qualche eventuale mancanza. Perdonai osigios mancao, dicono. Buona fortuna, tengesigo menti disigliaisi, è la risposta. Prima di lasciarli alla festa, sentiamo le emozioni nelle voci degli sposi. Aurora e Alessandro, allora il rito si è concluso, una lunga messa, emozionante. Io vi ho visto sorridenti, però non vi siete commossi neanche un pochino. Eh sì, il sorriso è un modo di mascherare la commozione. Lasciateli in pace, ci dicono, giustamente. Allora noi li lasciamo in pace. Volevo solamente chiedere ad Alessandro come si sente adesso che ha la fede al dito. Aspettato, però contento, una meraviglia. Grazie a tutti, grazie. Li attendono per i dolci, li lasciamo liberi. Al tavolo del rinfresco ritroviamo Giorgio Melis, padre di Alessandro. Sono molto tranquillo e molto sollevato, nel senso che tutto è andato bene, la gente ha partecipato alla cerimonia, è andato tutto bene, quindi siamo contenti. Dobbiamo ringraziare, se non altro, due persone, la presidentessa della Proloco e il marito, che sono due persone eccezionali. Ci hanno dato un'assistenza proprio incommiabile, veramente da ringraziare e basta. Gli sposi si preparano alla cena riservata soltanto agli invitati, che si terrà a San Girolamo. La presidente della Proloco, Maria Serrau, ringrazia gli ospiti e chi ha dato il suo contributo per la riuscita della manifestazione e dà appuntamento a tutti alle prossime sagre, quella della zucca e del plenilunio a settembre e quella della mela a ottobre. E si conclude qui la grande festa del Sagoia Antica 2008. L'appuntamento è per il prossimo anno, sempre ad agosto, qui da Ussassai.